Ma buonasera a tutti amici da Napoliello87. Ciao Giada, buonasera. Com'è? Sempre Forza Napoli, sempre. Ciao Fabiana, sempre Forza Napoli. Buonasera. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, lasciate un bel pollice alto per restare aggiornati con i video di Napoliel e la campanellina soprattutto, che non costa niente ragazzi. Allora, sta per iniziare il nostro Napoli su DAZN. Quasi blocco ogni 3x2 ragazzi, non so a casa vostra, ma speriamo bene che ci fa vedere la partita perché è un casino, A me già sta cominciando a bloccarsi la linea. Che palle, guarda. Era tutta un'altra cosa su Sky e su DAZN ci ha rovinato. DAZN ci ha rovinato. Avrei un campionato su DAZN, mamma mia. Si poteva fare cazzo solo il DAZN. E niente ragazzi, come state? Tutto a posto? La Salernitana, avete visto la partita della Salernitana? Mamma mia, vinceva 2-1 un quarto d'ora dalla fine e poi è stata rimontata e ha perso 3-2. Mamma mia. Addirittura De Silvestri doppietta. Mamma mia. Andiamo Napoli, vinci per noi, Napoli. Vinci per noi, voglio un Osimhen scatenato questa sera, voglio un grande Napoli, voglio 11 leoni, amma vincere stasera, amma vincere, voglio. Fammi condividere la live. Condividere la live. Condividiamo la live. La nostra nazionale di calcio, prima della sottoscrizione del set informativo. Siamo in live. Allora, dai, quasi tutti. La Juventus ha vinto, se non mi sbaglio, vinceva, penso di sì. Penso che comunque ha vinto. Penso che comunque ha vinto. Allora, ciao Erni, buonasera Erni, ben ritornato amico mio, tutto a posto, l'Inter 4-0 col Genoa, mamma mia. No, 2-2 godo. Ah, 2-2 ha pareggiato la Juve. Mamma mia, non lo sapevo, 2-2. Che godure. Allora c'è da fare il video, c'è da fare. Delofeu, Marun, mamma, è uscito pazzo. Prima vinciamo noi e poi vogliamo provare dietro Coppa Juventus, vabbè. Prima vinciamo noi, perché se non vinciamo noi è inutile fare il video sulla Juve. Vinciamo. Vai Spallettino, vai. De Laurentiis, scaccia i soldi a catte giocatori. Muovete. Ma raccomando, ma raccomando, se sei nuova. La musica che vi va, Champion Road. Qui settimane. Sì, alla fine io appena ho sentito Juve è caduto il mio cellulare. È caduto cellulare.
pure il cellulare sa arrobbano. Vai Napoli, vai. Ma schiattammo la capo. Schiattammo la capo, voglio. Schiattamoli la testa. Bello lo stadio di non San Paolo, è sbagliato, lo stadio di Armando Maradona si chiama. Andavo di San Paolo, voglio Sambrià, Posovino, la storia. Ma quanto è bello rivedere lo stadio di Armando Maradona pieno, il nostro Napoli soprattutto che c'è mancato, siamo in live con Napuriello 87 per Napoli-Venezia, la prima giornata. Ma raccomando ragazzi, venite a seguirci. Forza Napoli sempre, vai, di schiattammo a capo. Che bello lo stadio, è troppo bello, il più bello del mondo, già il più bello del mondo. Bello strisciato. Forza Napoli, vai Napoli, vinci per noi, curva, mamma mia è pieno, ma manco lo stadio, ma manco, c'è già tornato. Ci devo tornare ragazzi. Ragazzi, lasciate like per supportare il canale, iscrizione al canale qualora siete nuovi, ma raccomando, è forza Napoli, scattammo la capa. Oh Pasquale, la partita è su DAZN, sì, speriamo che ce la fa vedere stasera la partita, che non si blocca, che non fa danno stu cazzi DAZN, che non rompo cazzo. Vai Napoli, facciamoli male a sti lagunesi. Il nostro Napoli soprattutto che c'è mancato, siamo in live con Napolillo 87 per Napoli-Venezia, la prima giornata. Ma raccomando ragazzi, venite a seguirci. Forza Napoli sempre, vai, di schiattammo la capo. Spalletti è riuscito a capire subito. Vai Spallettone, vai! Ho un asse da tenere ragazzi perché può essere l'arma in più, ma quando sono belle le magliette ragazzi, quando sono belle le magliette Napoli marchiate Emporio Armani, mamma mia, l'unica squadra che ha l'Emporio Armani in Serie A siamo noi, è il Napoli, tutti con K, Adidas, Nike e nessuno, è l'unica che ha la maglia di cui hanno partecipato alle Olimpiadi della nostra nazionale, è il Napoli, la squadra più bella del mondo, la squadra più bella, la più amorevole, l'amore mio, Napoli. Buonasera Riccardo, buonasera e bentornato, e forza Napoli, ciao Riccardo. Supporta, like ragazzi, like mi raccomando. Faciamola male. Mi raccomando ragazzi, come sempre, iscriviti al canale se non sei ancora iscritto, condividi la live per donazioni PayPal in descrizione oppure abbonati al canale, grazie. Mamma mia. Raffaele Balzano, buonasera fratello. Buonasera, come stai? Tutto a posto? Bentornato sul canale. Vinciamo, voglio. Non c'è nemmeno mangiato una pala che me ne fotta, già vinci. Ma vinci una pala da vinci. Un bacione, Ricca, un bacione. Anche a Giadina che saluta Riccardo. Bravo, salutato per tutti quanti. Bravo così. Lozano, il Ciuchi Lozano, ora sembra ancora di più la bambola assassina dopo la cicatrice. Carmine Ferrigno, buonasera e forza Napoli, fratello, buonasera e benvenuto sul canale. Benvenuto, lasciate like, mi raccomando, fratelli, lasciate like e se non siete iscritti anche l'iscrizione che è gratuita. Era Giada. Bella comunque la maglia del Venezia, c'è da dirlo, bella maglia. Però la nostra è la più bella del mondo, la maglia del Napoli è la più bella.
Po, purururu. Po, purururu. Po, purururu. Ah. Bella la maglia di Meret, tu, bellissima. Napoli, scattammo la capa. Ciao Luca, buonasera da Talantino, vinca il migliore. Grazie mille Luca, buonasera amico mio. Messo like e seguito. Grazie Carmine, grazie mille fratello. Tutte e tre le maglie del Napoli sono stupende. A me piacciono un casino. Piacciono veramente tanto. Buonasera Cristian Sant'Agata. Buonasera fratello. Quest'anno Napoli è scudetto. Speriamo. La vedo difficile perché non abbiamo vinto lo scudetto con uno squadrone che avevamo. Jorginho, Hamsik, Higuain, Mertens, Albiol. Ma mai dire mai. Però l'importante è centrare l'obiettivo Champions, fratello. Quella è la cosa più importante. Comunque se sei nuovo iscriviti al canale che è gratuito. Vai Napoli! Fammi vedere la formazione, però già si intravede Fabiano a centrocampo, Zielinski, Lobotka, Zielinski alla tre quarti, Osimhen in attacco con Insigne al supporto e all'altra fascia ci dovrebbe essere Ciuchi Lozano, se non mi sbaglio. Insomma, ora ci faranno vedere la formazione, ve la dico. Allora, stato Diego Armando Maradona. Comunque il Napoli dovrebbe giocare con il solito 3-4-1-2. Il 4-3-2-1 che è 3-4-1-2, il carceri. I top player, dai forza Napoli, cara. Ciao 3 player, buonasera. Grande fratello, lascia like, iscriviti al canale se sei nuovo e forza Napoli. Ecco il Napoli con il 4-3-3 gioca il Napoli, Meretti in porta, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui in difesa. A centrocampo Zielinski, Lobotka, Fabio Ruiz, il tridente Insigne e Politano sulle fasce e la punta Victor Osimhen per il nostro grande Napoli, allenatore Spalletti. Vai Napoli, 4-3-3. Sì, anche lo sponsor Amazon sulle maniche è bello. Comunque il Venezia risponde con il 4-3-3 anch'esse, Mempa in porta, Molinaro, Ceccaroni, Caldara e Bue in difesa, centrocampo Fiordilino, Perez, Eymans e in attacco Johnson e quegli altri due non l'ho letti ragazzi. Comunque il fatto sta che loro rispondano con la nostra stessa formazione, il 4-3-3. Cristian dice, secondo te cosa ha sbagliato la Juve stasera? Non l'ho vista la partita, fratello, non l'ho vista. Sicuramente è mancato l'atteggiamento giusto, il calo di concentrazione, perché comunque la Juventus vinceva 2-0 quando ho visto il risultato sull'app. Secondo me aveva già pensato di portarla a casa. Il calo di concentrazione l'ha pagato alla fine. L'Udinese l'ha pareggiato. Ci ha creduto e ha pareggiato. Concordo con te. Ecco qui. Dai Napoli, scattiamo la capa. Ale, Napoli, ale, lotta insieme a lui. Conquista la vittoria, conquistala per noi. Ecco, batte Venezia, è cominciata ragazzi. Cominciata ora, il Venezia è il possesso palla. Dai Napoli. Ma dai sono tiro palla da Zon, mamma mia, sì fratello, fa proprio cagare, non si può sentire, non si può vedere, sempre si blocca ogni 3x2, si blocca sempre. Gestisce ancora il Venezia da dietro, Molinaro, bravo Di Lorenzo, grande Di Lorenzo, Lobotka, Zielinski, Insigne, vai capitano, Lobotka,
Koulibaly, bellissime le maglie, ragazzi. Manolas, Koulibaly, Manolas, resta con noi, anche te, Insigne, ci servito, vai giù. Vai Napoli, schiattamela la capa. Manolas, il Napoli imposta da dietro, Fabian, Di Lorenzo, Fabian, recupera la palla il Venezia, ma è fallo su Fabian. Vai Napoli. Ale, Napoli, ale, potenza, conquista la vittoria, conquista per noi. Ma sono veramente belle le maglie, ragazzi, semplici e come piacciono a me. Io volevo le maglie semplici così. Vai Spallettone, portici lo scudettone. Vai Napoli. Insigne in mezzo. Allontana il Venezia. Andiamo ragazzi, condividete questa live che non mi costa niente. Alex Pro, buonasera e forza Napoli, fratello. Buonasera. Ciao fratello, forza Napoli sempre. Vai che vinciamo stasera, vai. Devi vincere. Comunque rispetto per quelli del Venezia, per quello che hanno detto sulla città di Napoli. Applausi a Venezia, ma anche Venezia è una bellissima città, complimenti. Complimenti per tutto. Godzilla Pro, ciao, buonasera fratello, ma si vede bene la partita, a me si blocca ogni tanto, forza Napoli, sempre forza Napoli fratello innanzitutto, e poi sì, ogni tanto si bloccava anche a me, ma per adesso devo dire che si vede bene la partita, non si blocca. Grazie a Dio, per adesso, poi bisogna vedere tutta la partita. Vai Napoli, vi vedo carichi, c'è Magnami, schiattamma la capo. Spallettone sa la sua, l'esperienza di Spalletti, speriamo ci porta bene. Ciao, buonasera Ciapo, forza Napoli, sempre forza Napoli, Ciapo. Se siete nuovi ragazzi iscrivetevi al canale che è gratis, non costa nulla e lasciate un bel like per supportare il canale. Da Zeneta ti chiami, se volete vedere la partita in diretta andate su Twitch e cercate il canale da Zeneta 2 che la sta facendo vedere. Dai, ora sponsor pure. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti quanti nuovi che siete entrati. Meccisa Osimhen, punizione. Arbitro, ammonisci la Kiss. Das Game Costas Manolas, grande Manolas, è un grande difensore. Iscriviti al canale, amico mio, iscriviti al canale. RT Capa, Forza Venezia. Ciao Capa, buonasera e benvenuto sul canale. Forza Napoli e complimenti per quello che avete detto riguardo al Napoli, alla città. Grazie mille ragazzi, grazie mille. Anche Venezia è una bellissima città, ma forza Napoli. Vai ragazzi, iscrivetevi al canale, mi raccomando, e condividete per essere sempre di più e divertirci questa sera. Intanto punizione per il nostro Napoli. Vogliamo il gol di Lorenzo su punizione. Vogliamo il gol di Lorenzo su punizione. Vai Insigne, vai, chi la tira? Insigne, infatti si incarica Insigne vicino alla battuta del calcio di punizione. Siamo al quinto. Va Insigne, deviazione, calcio d'angolo dovrebbe essere. Calcio d'angolo per il nostro Napoli. Vai Napoli, vai. Scattiamo la capa. Napoli, dai Lore. Iscriviti al canale, lascia like e condividi. Grande Giadina come sempre, la mia moderatrice. Secondo te chi arriva in Champions? Io voglio essere positivo e fiducioso che Spalletti non fallisce il suo appuntamento ancora una volta al posto in Champions League, perché con l'Inter l'ha centrato, con la Roma l'ha centrato, non c'è due senza tre, anche con il Napoli magari lo centra. Dobbiamo essere positivi e stare vicino alla squadra, supportare il nostro Napoli, ragazzi. Chi tifa Venezia può pure uscire perché qui è zona Napoli. No, è benvenuto perché comunque i veneziani hanno
risposto bene rispetto a Napoli, hanno detto cose belle per il nostro Napoli, per questo benvenuto a tutti gli amici veneziani e forza Napoli però. Ciao Daniel, benvenuto sul canale. Ciao Mark, buonasera e benvenuto amico mio. Lasciate like per supportare il canale, ragazzi, iscrivetevi al canale qualora non siete iscritti. E forza Napoli sempre. Allora, Big Bad ce l'ho cercata, ma non va il tuo Twitch da 0 euro, ho scritto 2. Vabbè. Alex Capobianca, buonasera. Nonostante la mia fede veneziana, vi voglio bene. Grazie mille, Alex. Anche io ti voglio bene. Un bacione e forza Napoli. Vi auguro il meglio anche per voi veneziani. Però stasera dovete perdere, deve vincere Napoli. Vai Napoli, vai! Forza Napoli, ma quando sono belle queste maglie, ragazzi. Non vedo l'ora di vederle sul sito, me la voglio comprare la maglia del Napoli. Troppo bella. Michele Guerriero, buonasera, come sta giocando il nostro Napoli? Bene, molto bene. Il Venezia tutto difensivo, si difende bene, dobbiamo dire, però il Napoli subito in attacco sta giocando. Ecco qui che il Napoli stava andando vicino al gol proprio ora con Osimhen, palla persa dal Venezia, errore del portiere mi sembra. Sì, è Osimhen vicino al gol. Osimhen vicino al gol. Fra, non ho scritto bene, scusa, io come ti chiami su Twitch? Non l'avevo capito prima, lo potresti dire per favore? Andrea D'Avanzano, ciao Frange, ciao Andrea, bentornato sul canale. Ragazzi, vi invito come sempre a iscrivervi al canale se siete nuovi e lasciare like. Alex Capabianca, un consiglio, chi prendere la vostra maglia. Di chi prendere la vostra maglia, un consiglio. Io la prendo del Napoli senza nome perché solo la maglia, i giocatori vanno e vengono, solo la maglia resta. Forza Napoli. Christian, sono milanista ma preferisco il Napoli ad altre squadre. Grande Christian. Monster Sebbi, buonasera e benvenuto sul canale. Forza Napoli sempre, fratello. Capa vince il Napoli 2-0 secondo me. Bene, speriamo bene, speriamo che ci azzecchi. Manolas, Alan, Olympiacos. Va all'Olympiacos, ma anche no. Ancora Victor Osimhen che ci prova. Grande Victor, si imballa, si mostra, Panterone, vai. Schiatta la capa, grande. Vedete? Che stop e che tira a volo. Bravo Osimhen. Però alto sulla traversa. Io tifo la Sampdoria. Bogu. Benvenuto sul canale, anche se sei sandoriano, sei sempre benvenuto qui, non si odia nessuno, tutti sono i benvenuti, si possono iscrivere al canale perché porterò tutte le partite di Serie A quando posso. Ora farò il video sul Napoli a fine live e poi mi concedo anche il video se il Napoli vince, vi concedo anche il video sulla Juve sfotto, ragazzi. Il Napoli vincerà, speriamo, io sono fiducioso e penso di sì anch'io, Matt, buonasera, ti piacerebbe Nandez al Napoli? Sì, ottimo centrocampista, che può fare anche l'esterno, un centrocampista con qualità e con tecnica, sì che mi piacerebbe. Vamos Napoli, forza Napoli, Emanuele Marrazzo, Osimhen farà una buona stagione, speriamo con tanti gol. Sicuramente sì, secondo me, e speriamo che non abbia problemi dell'anno scorso, secondo me potrebbe fare una grandissima stagione e spero sì Nandez, ma spero anche in un acquisto come Pjanic che ti garantisca il livello più alto della squadra. Tu al posto di Lobotka ti metti Pjanic, giocheresti con Pjanic e Fabiano e Zelischi alla tre quarti, tanta roba, oppure il tridente come stiamo giocando ora, 4-3-3, Pjanic, Zelischi e Fabiano. Centrocampo mostro proprio, mostruale del Napoli. Come la vedi la Samp? Bene, ho fatto anche comunque il pagellone pronostico della Serie A, vi invito ad andarla a vedere con tutte le squadre, con tutte le posizioni. Federico, buonasera e forza Napoli, ciao fratello. Florina, buonasera e viva Napoli, sempre forza Napoli. Florina, iscrivetevi al canale se siete nuovi, vi invito a scrivere un bacione. Bruna Letica, ciao, buonasera Bruna e benvenuta sul canale Forza Napoli. Federico, sempre Forza Napoli, Federico, sempre. Costanzo Giuseppe, se non vinciamo dobbiamo vincere, non pensare negativo. Giuseppe, ti voglio bene, vinciamo stasera. Bravo, vincimmo, non pensare negativo, la vinciamo sta partita. Vai Bobotta, vai,
Capi bombo, vai. Fabio Ruiz. Giulia Procendese, Forza Napoli, sempre Forza Napoli, Giulia. Se siete nuovi ragazzi, iscrivetevi al canale che è gratuito, non vi costa niente. E like per il supporto, un bel pollice alto. Poi se mi volete male anche un pollice basso. Io non me la prendo, Ferdinando Prisco, buonasera. Forza Napoli, secondo te è possibile il sogno Europa League? Io ci credo. Sì, ci credo anche io. È possibile, Ferdinando. Perché no? Perché no? Il Napoli è una grande squadra, ce l'ha i giocatori per competere l'Europa League. L'abbiamo visto con gli anni, ci siamo sempre andati anche vicino, no? Gianmarco Caruso, buonasera e Forza Napoli. Cartal, ciao fratello, buonasera e Forza Napoli. In bocca al lupo, deve segnare Politano per il Fanda. Speriamo, speriamo. Emanuele Marrazzo, per ora stiamo attaccando di più. Sì, stiamo giocando noi. Il Venezia si difende, ragazzi. Big Bad, raga, come si chiama Twitch? Antonio Spinelli, buonasera fratello e Forza Napoli, voglio sempre Forza Napoli. Mi raccomando, lo dice la mia moderatrice Giada, la bionda, iscrivetevi al canale e condividete. Benos, buonasera, Forza Napoli, secondo te il Napoli può vincere lo scudetto, almeno andarci vicino? Bisogna acquistare qualcosa. Benos, devo essere onesto, bisogna prendere almeno un terzino forte da affiancare a Di Lorenzo, perché Mario Rui può essere una buona alternativa, una buona riserva, ma serve un terzino più forte per giocare vicino a Di Lorenzo e magari un Pjanic a centrocampo. Come dicevo, allora il Napoli è competitivo anche per lo scudetto. Attualmente siamo competitivi per il posto in Champions. Questo è il mio pensiero. Ciro, buonasera, mi sto perdendo tutta la partita. Sempre Forza Napoli, fratello, resta qui che commento io la partita. Youngest, yo, Forza Napoli, sempre Forza Napoli, fratello. Emanuele Marazzo, ti piace Juan Jesus? Non è un fenomeno, non è un grandissimo difensore centrale, può fare anche il terzino perché può fare il doppio ruolo, ma sicuramente può essere un'ottima alternativa, visto che come quarta alternativa avevamo Luperto. Juan Jesus è migliore, ragazzi. Big Bad, Rosa, sto dicendo per favore, mi potresti dire come ti chiami su Twitch che ti voglio andare? Danilo Petriccione Emerson. L'ha preso il Lione, che peccato. Mo vincimmo, Nutile Agire e Lorenzo Insigne. Secondo me il Papu nel Napoli calza a pennello. Infatti, Luca, secondo me ci sarebbe bene il Papu, però è al Siviglia. Bisogna lanciare Zanoli. Ma Osimhen! Mamma mia, centrale, va bene così. Provaci, Victor, che come sono belle le maglie. E anche lo sponsor Amazon sulla manica della maglietta è molto bello, dai. È un pacchi calciomercato che non abbiamo acquistato nessuno, però ci sta. Scusatemi, devo leggere il commento che ho saltato. Bisogna lanciare Zanoli, sì, ero d'accordo, se no non si fanno giocare, non potranno mai esplodere. Però nelle partite più... Sì, magari quando abbiamo un bel risultato di margine attenzione Venezia! Centrale, Meret con sicurezza la blocca. Pjanic verrà a Napoli, io ci credo, io credo di no. È difficile per lo stipendio, ma ci sono opportunità qualora si svincola il giocatore, ragazzi. Oppure il Barcellona contribuisce allo stipendio di Pjanic. Allora il Napoli se lo può permettere. Ci può far vedere la partita? Non posso, ragazzi, se no mi bannano. Comunque potete ascoltarla. Già da mannaggia. Maradona resorge, Maradona ci guarda da lassù e ci porterà a fortuna, ragazzi. Ciao Candy, buonasera e Forza Napoli. Vincenzo Colizza, buonasera, sono scaramantico, 2 scudetti con 2 allenatori diversi, proviamo quest'anno. Enzo da Genova, sempre Forza Napoli. Ciao Enzo, benvenuto sul canale, se vuoi iscriviti al canale lascia il like. Secondo me possiamo provare a portarci quest'anno in Champions League, ad andare in Champions con Spalletti, qualora facciamo i 2 acquisti che ho detto, un terzino forte e Pjanic a centrocampo, questo Napoli può essere anche competitivo per qualcosa in più. Cobra, ciao Giada, sempre più bella. Ciro lo pagheremo con le pizze, a cosa? Pjanic. Manolas, benvenuta. Ancora. Non viene all'Olympiacos, resta a Napoli, Manolas. Spalletti, secondo te, è meglio di Gattuso? Sì, perché ha più esperienza. Secondo me sì.
Dalla tua cronaca io sto avendo almeno un minuto. Si blocca tutte cose. Cobra, ciao, grazie. Vai giù, non vi costa niente. Me lo faccio ancora rivedere un secondo, 3 secondi e poi lo tolgo. Lobotica, Fabian, Politano, indietro per Manolas che imposta. Lancio a trovare Mario Rui sulla fascia. Sulla fascia sinistra c'è Mario Rui. Per Insigne, Mario Rui. Torna da Koulibaly. Vai Napoli, vai. Schiattammela la capa. Se Manolas va via, credo che Pjanic sarà nostro. Ma speriamo che tutti e due siano i nostri, ragazzi. Più teniamo i giocatori migliori e aggiungiamo altri, più siamo competitivi, possiamo essere competitivi per vincere il campionato. Perché se dai via uno forte, ne prendi un altro forte e stai sempre lì, no? Puoi lottare per un posto in Champions, ma se vuoi lottare per qualcosa di più devi tenere i migliori e devi aggiungere alla rosa altri giocatori forti. Vai Napoli, vai, schiattammela la capa. Comunque stiamo giocando bene. Il Venezia ha fatto un tiro centrale e niente, cioè senza problemi l'ha bloccata Meret. Ragazzi, secondo me si può vincere questa partita, dobbiamo credere. Secondo me è molto probabile che la portiamo a casa perché stiamo giocando molto bene. Comunque dice, aspetta, Ciro, sì, ma Della non caccerà mai 7 milioni più bonus. Te dici di stipendio per Pjanic, come non so se mi hai sentito prima, Ciro, ma potrebbe pagargli comunque 3 milioni e mezzo o 3 milioni e il resto pagarlo il Barcellona se accetta, capito? Potrebbe pagare il resto dello stipendio di Barcellona e il Napoli solo 3 milioni e mezzo e potrebbe venire al Napoli. Se il Barcellona fa sta cosa, perché no? Il Napoli lo può prendere, capito? Mi sono informato un po' sulle indiscrezioni del giocatore e ci potrebbe essere questo affare, speriamo di sì. E potrebbe essere alla portata se il Barcellona paga maggior parte dello stipendio al giocatore. Sei dietro di un minuto, ma sei su DAZN? Sì, sono su DAZN e purtroppo è così la linea, amico mio Luca. Emanuele, Zelinski farà benissimo secondo te o farà male? Secondo me benissimo, è il giocatore con più qualità del nostro Napoli alla tre quarti e a centrocampo, il centrocampista più forte, voglio. Emanuele, secondo me può fare solo che bene, secondo me farà una grande stagione. Che squadra simpatizzi? Allora, tifo Napoli, ovviamente simpatizzo la Salernitana che è campana, l'Atalanta perché gioca un bel calcio, anche il Cagliari che gioca comunque una squadra del sud, tante squadre del sud, ma la squadra che tifo è solo una, il Napoli, ragazzi. Il più forte del Napoli, per me Zelinski, ragazzi, senza ombra di dubbio, è un giocatore stratosferico, è un giocatore che in certe giocate mi ricorda Marek Hamsik. Vabbè, Marek Hamsik è unico per me, però in certe giocate lo ricorda. Poi Osimhen, lasciatelo crescere, ragazzi, perché chissà è forte Osimhen, Politano, comunque abbiamo una grande squadra, voglio. Le nuove maglie del Napoli quando escono? Sto aspettando, sto aspettando, amico mio, però fallo di Osimhen? No, rimessa dal fondo per Venezia. Comunque sto aspettando che escano perché mi voglio comprare la maglia. Sono indeciso perché la maglia bianca è molto bella, l'azzurra ovviamente è il nostro colore, ce l'ho tante azzurre, per questo vorrei andare sul bianco, vediamo un po'. Emanuele dice, che dici? Tu dici che Insigne va via? No, secondo me Insigne resta, anche perché ha fatto la presentazione delle maglie del Napoli, anche lui come così Osimhen e Di Lorenzo, e secondo me Insigne alla fine resterà a Napoli. Troveranno un accordo alla via di mezzo, lui e il presidente, e resterà a Napoli. Sono fiducioso. Comunque siamo al 20° sul cronometro, ancora 0-0 fra Napoli e Venezia. Però comunque stiamo attaccando noi, ragazzi. Victor Osimhen ha avuto almeno già 2 palle gol. Vai Napoli, vai! Vai che vinciamo, voglio, sono fiducioso. No, il mio Insigne rimane con noi, sono d'accordo, Giada, Insigne resta. Sono fiducioso, il nostro Insigne resta. Francesco Cortesia, buonasera, cosa pensi dei Veneti? Io che sono solo
Chieroni, no, ma perché? No, no. Non penso così, io penso che sono brave persone, io ho conosciuto anche persone a Verona, comunque penso che se le sai prendere sono brave persone. Politano, mamma mia che ha parato! Mamma mia, Politano vicino al gol. Che ha parato, portiere Venezia, mamma mia, coi piedi. Insigne, che pallone per Politano, mamma mia. Ma Insigne che pallone, il taglio di Politano mi sembra la stessa giocata di Insigne quando tagliava per il taglio di Callecon. A questo punto non c'era Callecon ma c'era Politano, peccato per il gol mancato, solo quello. Buonasera Eros, forza Napoli, ma sono contento per la Salernitana in Serie A, fratello. Il tuo preferito del Napoli è, come ho detto, Zelinski, ma ci sono tanti giocatori che mi piacciono. Rosso, che è successo? Oh, ma che cazzo Rosso? Ma come Rosso Osimhen? No! Ma se non è cagato quest'arbitro, no? Ragazzi, voglio rivedere il replay, scusate, poi leggo i commenti, ma voglio rivedere il replay perché chi si asciuga è scemo sabito, non so che cazzo sta facendo. Allora, col braccio spinto, vabbè, ma non può essere rosso diretto, arbitro. Che cazzo, è una spinta, sì, la spinta in faccia, ma non ha rato un cazzotto, la spinta, mi sa, ma non faccio. Ci sta il giallo, ma non rosso diretto. Ma dai, ma che cazzo, ha persa Juve non fa perdere pure a noi stasera, ha pareggiata Juve non fa pareggiare pure a noi, ma belli, cominciamo bene, cominciamo buono a cominciamo, Ma che cazzo vira, arbitro? Questo è giallo. Il giallo lo capisco, ci sta perché comunque lo smanaccia in faccia. Ma il rosso mi sembra esagerato, mi sembra. Dai, narratemi che un cazzotto. Mamma mia. Politano Lozano, Politano preferisco. Quando siamo? 0-0, espulsione di Osimhen al 23esimo. Ma io non lo so. Di niente, Eros, di niente. Comunque chi è nuovo sul canale vi invito a iscrivervi al canale e lasciare like per supportare il canale, almeno questo. Mannaggia, vai Napoli, ci credo, la vinciamo anche in 10 sta partita, perché noi siamo Napoli, perché noi siamo forti, la faccia e l'Aldus. Insigne da 1 a 10, 10. Che ne pensi del trio magico Maradona, Carega, Giordano? Inimitabile, unico. Poi, Luque, quando stavi al 20esimo, io al 21esimo, ma da zon rombucacchio, mannaggia mi sto mangiando il fegato, sabato e merda, mamma mia. Sei contento del pareggio della Juve? Contentissimo, voglio. Prima aspetto la vittoria del Napoli e poi faccio il video anche sulla Juve, ma prima la vittoria del Napoli, perché il Napoli prima di tutto. Ma per cosa? Per una smanacciata in faccia, ha fatto così, gli ha dato il rosso, c'è stato il giallo ma non il rosso. Attenzione a Venezia. Ferdinando, ma cosa è successo a Osimhen? È il rosso diretto gli ha dato. Salvito, mamma mia, cominciamo buono, cominciamo. Ma si vede la partita, io la sto guardando ma non posso farla vedere, ragazzi, mi dispiace, se no mi bannano. Comunque ve la commento, amici miei. Attacca il Venezia, lo Lobotka in copertura, pallone per Fabiani, il Napoli cerca la ripartenza. Costanzo dice ma che merda arbitro, veramente. Costanzo, mamma mia. Ronaldo o Messi? Mirko un pugno in fa, non era un pugno, dai. A me non mi è sembrato un pugno, almeno da come ho visto io. Luca, per te chi vince la Serie A? Secondo me la Juve, anche se l'Inter comunque è forte, è una rosa forte. Poi è ovvio che spero il mio Napoli, ma al Napoli, come ripeto, mancano dei giocatori per competere per il campionato. Manca un centrocampista alla Pjanic
è un terzino forte come era Emerson Palmieri, ma a questo punto Emerson Palmieri è sfumato, devi andarti a prendere comunque un terzino all'altezza, che sia quantomeno forte come lui. Espulsione, Ferdinando, espulsione diretta per una smanacciata in faccia. Il tuo Napoli dei tempi, quello di Maradona, è più forte di tutti. Però se andiamo a vedere negli ultimi anni, quello più forte è quello di Sarri, ragazzi, siamo obiettivi. Un Napoli che aveva un centrocampo della Madonna, un attacco altrettanto, Callecon, scusate, Mertens, Higuain, centrocampo Jorginho, Amsi, Callan, difesa Albiol e Koulibaly, cioè era fortissimo quel Napoli. Arbitro venduto e merda. Emanuele Marrazzo, per te Napoli ha fatto un buon calciomercato? No, serve altro. Spalletti dice che non serve nulla, stiamo a posto così, ma io vi dico che serve altro se vuoi competere con quelle lì su. Se poi vuoi competere per il posto in Champions, per un quarto posto, allora va bene così. Vince la Juve gufando. Mirko Leone, a Roma annullano il gol con il VAR dopo 5 minuti, lo confermano, che vergogna, mamma mia. È così. Osimhen o Lavezzi per te? Sono due ruoli diversi. Osimhen è una punta e Lavezzi è un esterno, non si possono paragonare. Daniel, comunque due giocatori che tengo al cuore, che ho al cuore. Lavezzi non ce lo possiamo dimenticare, così come Osimhen, che secondo me è forte, ragazzi. Peccato per questa sera, perché sabato ha bevuto vino e ce l'ha buttato fuori subito. Forza Napoli, dai, Emanuela, forza Napoli, ci crediamo, Emanuela, dai, forza Napoli. La vinciamo sta partita, pure in uno in meno, la vinciamo. Dragon Kill è arbitro cornuto, Maradona o Pelé? Maradona tutta la vita, Luca, Maradona. Per me Maradona è inimitato, è il più forte al mondo, non c'è nessuno come lui. Mirko, Insigne come sta giocando? Bene, dai, bene, ha fatto un taglio per Politano, peccato che il portiere l'ha parata, ma sta giocando bene Insigne. Insigne resta, ragazzi, Insigne resta. Rossella, buonasera, fai vedere la partita. Rossella, mi dispiace, non posso perché sennò mi bannano il canale. Comunque commento la partita, resta qui e se sei nuovo iscriviti al canale che è gratuito, come a tutta la chat. Vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un bel like per supportare e forza Napoli, portiamola a casa sta partita. Benos, ma cosa è successo? Espulsione ad Osimhen al 23esimo, clamorosa, perché secondo me è esagerato il rosso per Osimhen, il giallo ci stava tutto, ma il rosso è esagerato, dai. Se siete obiettivi, anche chi non è juventino oppure di un'altra squadra sa che il rosso è esagerato per Osimhen. Potremmo vincere all'Europa League? Sì, secondo me sì, Emanuele, perché no? C'è il copyright, giusto Raffaele, vedi, lo dice il mio fratello Raffaele. Pachito, buonasera, un saluto dalla Norvegia. Ciao Pachito, buonasera, è bellissima la Norvegia, quando mi piacerebbe vederla, un giorno ci devo venire, mi devo fare una crociera, quella lì del nord Europa, perché la Norvegia deve essere bellissima. Neymar o Mbappé? Io preferisco Neymar, voglio. Mbappé è fortissimo, ma a me piace più Neymar, anche se si butta un po' troppo per terra. Mirko Leone, o dopo mangiamo mozzarella e bufala. Beata a te, frate, buon appetito, buona cena, frate. Io ancora non ho mangiato per il mio Napoli. Per te chi sblocca l'eventuale 1-0? Fallo su Zelinski? Cazzo, no, Zelinski no, Zelinski no. Ma ti ha acceso pure a Zelinski, mo. E che maronna. Secondo me la sblocca Insigne. La Juve ruba sempre. Osimhen espulso. Luca Caruba, ciao, sono stratifosa del Napoli. Ciao Luigi, benvenuto sul canale. Iscriviti al canale allora se sei stratifoso del Napoli, perché porterò sempre live sul Napoli e video sul nostro Napoli, anche delle altre squadre, ma soprattutto del Napoli, che amiamo tutti quanti, ragazzi. Danilo Perriccione, cosa è successo? Ora, in questo momento, punizione per il nostro Napoli, fallaccio su Zelinski, che nemmeno c'è stata, mi sembra, l'ammonizione. Ma... Buonasera Ciccio, buonasera Fratem.
Chi è milanista lo invito ad andare sul canale del mio amico Ciccio Rossonero, del mio fratello, che fa veramente bei video. Davide Firosu, buonasera. Messi oppure Ronaldo? Messi, forza Napoli. Super Claudio, buonasera. Spalletti dice che non ha bisogno di nessuno. Qua sbaglia, perché abbiamo bisogno assolutamente di un terzino sinistro al posto di Mario Rui. Mario Rui può fare la riserva e poi un centrocampista titolare, Lobotka in panchina, e un bel Pjanic non sarebbe male. Adesso sulla barriera di Insigne, Luigi Grande. Ragazzi, vi invito come sempre a iscrivervi al canale che non costa nulla e lasciare un pollice alto per supportare il canale. Io abito a Oslo, è fantastica dalla Norvegia, hai ragione, sì. Ho visto dei video, mi sono informato perché come ti ho detto Paquito, voglio fare una crociera Nord Europa prima o poi, è bellissima sicuramente. E quando verrò in Norvegia, magari, chi lo sa, ci sentiamo per i commenti e te lo faccio sapere, magari ci vediamo pure, ci prendiamo un caffeino insieme, qualcosa insieme. Luca, Utiragire, speriamo bene. Alessandro Marrazzo, per te la squadra del campionato più forte resta l'Inter, ma secondo me la può spuntare la Juve. Speriamo di no. Però sono juventino, ma amo il Napoli. Silla, grazie Silla. Benvenuta allora sul canale. Se vuoi iscriviti al canale, sei la benvenuta. Qua porto i video di tutte le partite, soprattutto del Napoli, ovviamente. Francesco Porcelluzzi, buonasera, ciao, sono nuovo e tifo Napoli. Grande Francesco, benvenuto sul canale. Allora, se sei nuovo ti invito a iscriverti al canale, perché qua siamo tutti tifosi del Napoli, ci divertiamo insieme. Porterò sempre live sul Napoli. Forza Napoli, Francesco, e benvenuto. Super Claudio, 5 Spalletti, aziendalista, come De Laurentiis d'altronde, perché si vanno d'accordo? Nessun acquisto. È più forte il tiro Messi, Neymar, Suarez o Messi e Neymar, Mbappé? Messi, Neymar e Mbappé secondo me. Iscriviti al canale, lascia un like e la campanella attiva, grazie. Se volete fare anche una piccola donazione, ragazzi, c'è PayPal in descrizione, oppure abbonatevi al canale facilmente, sempre in descrizione sul canale troverete il tasto abbonamenti. Quando finirà secondo te? Per me vinciamo 2-0 o 2-1. Tu ricordi la rimonta del Napoli appena arrivò Maradona? No, perché comunque io sono nato nell'anno in cui ha vinto il primo scudetto il Napoli, nell'87, Napoli nell'87, infatti mi chiamo proprio per quello. Il Napoli vinse il primo scudetto con Maradona nell'87. Avrei voluto vedere Maradona in campo, però peccato che non l'ho visto. Osimhen troppo acerbo e ingenuo, però mi sono visto tanti video, ho letto tanto su Maradona, è unico, inimitabile, il più forte di tutti, non c'è nessuno come Maradona. Cobra, butta una birra, grazie. Osimhen va a faticare. Mannaggia la miseria. Entra il Mas, che è successo? Scusate ragazzi un attimo, che mi sono perso. El Massa al posto di chi? Zelin, mannaggia, si è rotto pure Zelinski, si è rotto, mannaggia. Cominciamo poi, Demme rotto, Zelinski ora si è fatto male, l'espulsione di Osimhen, cominciamo Cameron su, che cazzo, come cominciamo, ma qua ci stanno secciando, buoni ci stanno secciando, che maronno però, a me da San Gennaro veramente a pregare, o da Padre Pio. Che ci sta girando tutti storti, ci sta girando. Infatti, stimo, grazie mille Carolina, è sempre Forza Napoli. Ok, Pasquale Longobardi, buonasera fratello e Forza Napoli, sempre. Saluti da Londra, grande Cobra, salutami Londra e Forza Napoli. Messi o Pelé? Messi sempre, Michele, che domande sono. Beatrice Sorrentino, buonasera e Forza Napoli, benvenuta Beatrice, benvenuta e Forza Napoli sempre. Riccardo Lusso, cosa ha fatto Osimhen? È stato espulso per una manata in faccia al difensore del Venezia. Esagerata l'espulsione. Stavo cercando uno youtuber divertente napoletano e ti ho trovato. Grazie mille Luca, sei il benvenuto sul canale. Forza Napoli, grazie mille.
Fai sentire la partita, per favore. Sì, la sto facendo sentire. Non posso farla vedere, ma sentire ve la faccio sentire, ragazzi. Per voi ve la faccio ascoltare. Siete qui e vi devo far ascoltare la partita. Sterling o Sané? Preferisco Sané io. Mi piace di più. Ma parli sempre? Fai sentire la partita? Parlo sempre. Devo rispondervi, no? Schiattammo a capo. Daniel, comunque mi saluti mio cugino Aniello. Ciao Aniello e forza Napoli. Iscrivetevi al canale e condividete anche con i vostri fratelli, amici, parenti, visto che ce l'avete. Farà meglio Inter o Milan? Secondo me l'Inter. Poi bisogna vedere anche il Milan, Emanuele, chi andrà ad acquistare, perché ho sentito dei nomi, qualora arriveranno un Isco o qualcun altro, il Milan può essere più competitivo. Anselmo, buonasera. Come faccio a vedere la partita? Mi dispiace, non posso fartela vedere, ma puoi ascoltarla. Pjanic ci vuole assolutamente, Luca, sono d'accordo. Vai Insigne. Vai contropiede, vai Insigne. Magnatini. Oh, giallo. Che cazzo. Era un contropiede fatale. La Insigne si era mangiato. Che cazzo. Aimans t'ha magnato Insigne. Maro, tutti rotti, San Gennaro, aiutici tu. Veramente. Raffaele Napoli, guarda che sul fallo su Zelischi è stato ammonito Caldari. Ecco. Meno male. Me lo so perso perché era a commentare i vostri commenti, capito? Fai vedere, sto riguardando. Vabbè, c'è stata la manata, ho rivisto. È un giallo quello di Osimhen, secondo me, arancione, ma rosso mi sembra un po' esagerato, secondo me. Ma vogliamo sentire sta partita, no? Uffa. Francesco Porcelluzzi, qual è la tua squadra preferita oltre il Napoli? Solo il Napoli, ragazzi. Poi ovviamente mi piace vedere le squadre che giocano bene, tipo Cagliari, Atalanta, le squadre del sud, poi simpatizzo, Salernitana. Ci sono tante squadre che mi piacciono come giocano e che posso simpatizzare poi le squadre del sud, tipo Salernitana, il Cagliari, capito? Però l'unica squadra che ho nel cuore è il Napoli. L'Atalanta poi gioca un bel calcio, come ho detto. Alessandro Marrazzo, per te chi preferisci? Ronaldo, Messi, Neymar o Mbappé? Messi, anche Ronaldo però è forte, poi ci vuole anche un bel Ronaldo. Vai, Mosegna, Insigne o Cavani? Cavani. Insigne lo amo, ma Cavani è stato Cavani ha fatto delle cose pazzesche, ragazzi. La Salernitana ha comprato Simi ex Crotone, lo so. Peccato per la rimonta del Bologna, ha fatto una bella partita comunque la Salernitana, per essere la prima, l'esordio in Serie A, ha fatto una grande partita, fino a 15 minuti dalla fine vinceva. Che siamo? Siamo al 39esimo 0-0, ragazzi. Napoli nel cuore 0-0. Iscrivetevi al canale, se siete nuovi lasciate un bel like per supportare il canale e forza Napoli. Napoliel, ciao Michael, buonasera, come stai amico mio? Tutto a posto? Bene, tu tutto a posto? Fratello? Il Napoli ha comprato Bruscolotti, Osimhen deve capire che non deve prendere rosso, che cazzo. È troppo nervoso il ragazzo, si innervosisce troppo facilmente. Ti voglio bene, anche io Anselmo, ufficiale Ronaldo. Ragazzi, ora commentiamo la partita. Gli ultimi 5 minuti del primo tempo. Fabiano. Bello lo scambio, va Insigne. Politano. Pallone per la qualità del Napoli. Cross in mezzo. Vai Di Lorenzo. Politano. Allargala. C'è solo, allargala. Taglio di Insigne. Mario Rui. Elmas. Vai Elmas, fatti valere ragazzi. Bello. Vai Insigne, grande Insigne. Vai Insigne. Wow, fuori gioco, mannaggia. Fuori gioco. Sì, tutto a posto, fratello.
Ma già la prima giornata facemmo figura e merda, che cazzo? Aspetta, Luigi, aspetta. Siamo al 40°, c'è tutto il secondo tempo, aspetta. Lo so, l'espulsione di Osimhen può pesare perché c'hai altri 45 minuti in uno in meno, però sono fiducioso, dai. Chi lo sa, magari un'espulsione anche per il Venezia nel corso del secondo tempo, come è successo nella partita Bologna-Salernitana, visto ci sono stati due espulsi. Chi lo sa? Cosa ne pensi della qualità di Caio Jorge della Juve da 1 a 10? Secondo me 7. Caio Jorge è un giocatore che promette bene, è un giocatore con tanta velocità soprattutto perché è velocissimo il ragazzo e ha anche una buona tecnica. Ma Osimhen è espulso per una giornata o di più. Io penso una giornata, poi dovremo vedere cosa valuterà la Serie A, cosa valuteranno. Io spero in una giornata, se è di più cominciamo che cazzo. In giro all'improvviso mi innamorai di te, il cuore mi batteva, non chiedermi perché. Ale, 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 ale Napoli, ale, 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 ale. Un giorno all'improvviso mi innamorai di te, il cuore mi batteva. Politano, intanto Politano porta spassi i difensori di Venezia. Fabian, allarga, mannaggia, Fabian, però un passaggio preciso, può fare. Il Venezia recupera il pallone su un passaggio sbagliato di Fabian Ruiz. Johnson, il Venezia riparte da dietro. Mario lui chiude tutto, pallone per il Venezia. Locatelli o El Mas per te? Locatelli è più forte, Daniel. Purtroppo è più forte. Cobra si è innamorato già. Espulsione diretta sono 2 giornate, mi pare. Non lo so, ti direi una bugia, Matt, ma a me mi sembra salta la prossima e basta. Salta la prossima, secondo me. Un giorno all'improvviso mi innamora di te, il cuore mi batteva, non chiedermi perché, il tempo è passato, ma siamo ancora qua ed oggi come allora difendo la città, ale ale ale, ale ale ale, segna per noi, gonfia la rete, segna per noi, gonfia la rete, attenzione, oh! Fuori, fuori. Io il Napoli vorrei Tolisso, forte Tolisso, un bel giocatore. Magari Pogba o Kanté per te? Kanté è un mostro, Pogba però, ragazzi, c'è fortissimo anche Pogba. Ma basta uno dei due al Napoli. Sono praticamente impossibili per il Napoli, però mi basterebbe uno dei due. Bubu, Gugu, buonasera Bubu, Gugu. Come stai? Tutto bene, fratello? Michela se la ride, Michela voglio dire. Martedì sapremo. Domani inizia il nostro campionato, forza Castello. Speriamo bene per il Cagliari, dai. Speriamo vincete la prima. Gennaro Carraro, in un'altra live mi hanno messo in time out, tanto solo perché ho detto forza sportivi mi dice no Gennaro, ma qui stai tranquillo che non succede niente. Mamma mia. Già da pieni da me che Cobra Haaland o Suarez. Haaland mi piace, Suarez è fortissimo, mettiamolo in chiaro, ma Haaland è il più giovane e secondo me ha tanto margine di crescita. Vai Napoli, vinciamo Napoli. Oh, fallo! Ammonizione. Ve l'ho detto ragazzi, questo va a finire che anche il Venezia giocherà in 10 nel secondo tempo. E Buei ammonito. Poi c'hanno altri 2 ammoniti, Caldara e non mi ricordo quell'altro centrocampista. Sono già 3 ammoniti al Venezia. Attenzione. Fidatevi di Napurien e vi dico che nel secondo tempo anche il Venezia sarà in 10. Scatta il 45esimo e ancora 0-0, infatti. 2 minuti di recupero. Politano, pallone per Di Lorenzo.
Andiamo Napoli. 4 ammoniti per il Venezia, 4 ammonizioni. Ora ha fatto vedere la grafica che c'ha 4 ammoniti. E Osimhen è espulso. Mario Rui indietro per Koulibaly che gestisce il pallone. Lancio lungo a cercare Di Lorenzo. Politano. Bello il pallone, fuori gioco di Lorenzo. Niente. Fuori gioco di Lorenzo. Ragazzi, si chiuderà 0-0, mi sa, sto primo tempo. Politano o Berna? Io preferisco Politano. Mi tengo Politano. Ciao fratello napoletano. Ciao Gabriel, ciao fratello mio. Forza Napoli. Fai entrare Lozano. Insigne o Chiesa? Ragazzi, qui è dura. Non lo so. Metto alla pari perché, ragazzi, non posso dire che Insigne è più forte di Chiesa perché Chiesa è fortissimo. Alla pari, dai. Li metto alla pari. Cerca di apparsi all'arbitro. Mannaggia che noia. Appararsi l'arbitro. Scusami, Super Claudio, per il commento. Finisce il primo tempo, ragazzi, 0-0 purtroppo. L'espulsione di Osimhen è costata cara al nostro Napoli, che dovrà giocare la partita altri 45 minuti in uno in meno. AM Inter, buonasera. Per me siete molto forti, tutti vi sottovalutano e anche noi, però i fatti sono diversi per fortuna. Vedremo, dai. Comunque grazie mille AM Inter, grazie mille. Gennaro dice: Luca, per me preferisci la Juve, è stato appiccicando appoggiato, ho capito. Zaniolo o Pessina per te? Zaniolo, tutta la vita Zaniolo. Pessina, bel giocatore, mettiamolo in chiaro, giocatore valido, ma Zaniolo ha più qualità, più tecnica, è più forte secondo me. Inter o Milan per te? Attualmente l'Inter, però aspettiamo la fine del calciomercato, perché il Milan dobbiamo vedere chi può prendere. Se veramente dovesse arrivare questo top come Isco, allora c'è da riparlarne di questa cosa. Cialanoglu o Zaniolo? E qui è dura, anche se preferisco sempre Zaniolo, Io amo Zaniolo come giocatore. Sicché ti dico Zaniolo, anche se Cialanoglu è forte. Osimhen o Morata? Io non lo so, preferisco... è difficile, voglio. Morata attualmente è meglio di Osimhen, perché sta facendo vedere di più. Però Osimhen è giovane e ha potenzialità, per questo ti dico Osimhen. Ora per voi Spalletti deve essere intelligente, ovvero tenere la squadra corta. Sì, per me sì, Michael. Anche a noi, non è anche a noi. Noi interisti rispettiamo il Napoli, sono gli altri che fuori vedono inferiore. Ed hai capito a chi mi riferisco? La Juve, sì. Ronaldo o Mbappé per te? Vabbè, Ronaldo, Mbappé c'ha da crescere ancora e può diventare ai livelli di Ronaldo e Messi, ma attualmente Messi e Ronaldo sono di un altro pianeta, diciamo la verità. Zaniolo è un giocatore sfortunato, infatti per via degli infortuni, se no sarebbe veramente tanta roba. L'ha dimostrato che ha qualità. Osimhen mi sta facendo incazzare. Suarez o Lukaku? Sono giocatori diversi, perché Suarez è più un attaccante di movimento, Lukaku è più una punta ferma che tiene il pallone un po' alla Zapata, no? Osimhen è grave il suo comportamento, è abbastanza brutto, ma da Talantino tifo per voi perché mi state simpatici, anche se alcuni napoletani ci criticano per il dirigente schifoso che abbiamo. Dai Napoli. Grazie Gabriel, grazie amico mio, lo sapevo che eri per noi, lo sapevo. Secondo te riusciamo a vincerla? Sì, Pasquale, secondo me alla fine la portiamo a casa. Secondo me sono fiducioso. Napoli, ti è sorpresa la vittoria dell'Italia all'Europeo? No, perché l'Italia aveva una rosa forte e alla fine l'ha dimostrato. Spinazzola è stato il terzino esterno più forte d'Europa. Allora, diciamo che Spinazzola ha fatto un europeo strepitoso, nessuno se l'aspettava e secondo me sì, è stato il migliore in quell'europeo.
è sfortunato il ragazzo per i problemi fisici, sino questo Spinazzola giocava ancora alla Juventus. Siamo obiettivi. La Juventus non lo dava via, se lo sapeva che aveva dei problemi, no? Loca Loca, Alvaro Morata, Claudio dice Sergio Ramos o Van Dijk. Van Dijk è fortissimo, non me ne voglia, però Sergio Ramos la carriera che ha fatta dice che è più forte lui. Van Dijk può essere ai suoi livelli con il tempo, ma al momento ti dico Sergio Ramos. Qual è il calciatore che gioca ancora a calcio? Il mio giocatore che gioca ancora... il mio preferito è Marek Hamsik. Io amo Hamsik, e c'ho anche il quadernino qui. Lo faccio vedere. Marek Hamsik, il capitano, l'unico. Marek Hamsik. E come mi posso scusare. Poi Gennaro, molto bel giocatore. Anche Jordi Alba. Vidal non Nengolan. Vidal. Io preferisco Vidal, giusto. Secondo me perdiamo stasera. No, Pasqua. Non perdiamo, sono fiducioso. Napoli sento un po', ma quando è bambino Gabbomen mi ha bannato dai suoi social perché ho messo il cuore a un tipo che gli ha detto pagliaccio. Sai perché l'ha fatto? Prima odia Zego e poi su Insta lo loda. Vabbè. Ognuno ha il suo parere, ognuno ha il suo... Cioè, se è sentito ti fa così, io non posso dire niente su quello. Ultima apparizione di Osimhen, Napoli-Verona inesistente, Napoli-Venezia espulso. Sarà Veneto-Osimhen. Mamma mia. Quando vede la V, Osimhen si spaventa. Non lo so. Koulibaly o Ramos? Diciamo sempre Sergio Ramos, però Koulibaly è sul punto giusto per arrivare ai suoi livelli, perché se deve avere più continuità, quello gli manca a Koulibaly. Raga, anche se vinciamo solo 1-0, l'importante è vincere. Sì, al momento sono d'accordo con te, Nick, la vittoria è la cosa che conta, per il momento. Ale, Marek Ale. Grande Marek Hamsik. Se sei nuovo, giusto? Hamsik in cuore, sempre. Daniel, qual è il tuo giocatore preferito che gioca ancora? Marek Hamsik, l'ho detto, Daniel. Ragazzi, su con i like. O vado a frustrato, voglio va a team, va a team. Vengo pure io insieme a Giada, va a team. Rosso per l'arbitro venduto. Insigne comunque sta giocando bene, sta dando tanta carica alla squadra, voglio, Secondo me Andrea il rosso è esagerato, ci stava un giallo tendente all'arancione, ma il rosso no. Gennaro Carraro, buonasera da Juventino. Koulibaly fra poco supera De Ligt crescendo un po'. Koulibaly secondo me Gennaro attualmente è più forte di De Ligt, ma De Ligt è fortissimo, Tanti lo criticano De Ligt, ma per me è fortissimo. Tu sei un ragazzo maturo e dai importanza alla vita vera. Lui ha 37 anni e pensa solo ai social. Ti stimo, sei un ragazzo buono. Grazie mille, Bubu, un bacione, grazie fratello mio. Giada a frustrare da te è bello. Bello, vai Giada, vai a frustrare, vai che gli piace, sicuramente. Hop dice, solita squadra per far arricchire ADL per i tifosi, nessuna soddisfazione. Aspettiamo, Hop, aspettiamo, è appena iniziata la stagione. Tu sei il primo, Fium. Non mi chiamo Gennaro, comunque è un nome troll. Va bene così. Gabriel dice, hai visto come gli è finita quel traditore? Mamma mia, è andato a finire male, è diventato scucciato con una barba mi sembra quasi un arabo, un israeliano, uno di quelle parti lì, manco solo turbante in capo. Comunque ragazzi, c'è da dire che Higuain ha fatto la differenza nel Napoli, quello c'è da dirlo. Poi lasciamo stare i comportamenti, si è comportato male, ma comunque ha fatto la storia del Napoli anche lui. Zane dice Napoli ottima partita, anche Venezia, ciao, ti amo tanto. Grazie Zane, un bacione e forza Napoli. Vi invito come sempre ragazzi, che non vi costa niente, metto il banner qui, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e condividete questa live, e se volete una piccola donazione PayPal in descrizione e pure abbonamenti.
Allora, dove ero rimasto? Andiamo a Gabriel. Gaboven ne capisce di calcio da onesti. Sì, secondo me sì, Gaboven è molto competitivo. Dice Matt Delict, top pallavolista, non ha ancora imparato a difendere. No, ma secondo me Matt sì, c'ha quel vizio di tenere il braccio troppo largo, lo alza, però è un difensore forte. Siamo obiettivi, è un difensore forte, scuola Ajax, è un bel giocatore, dai. Ciao Daniel, Claudio dice il rosso a parere mio non c'era, almeno si dovrebbe essere certi che sia stato un rosso volontario. Anche secondo me, Claudio, sono d'accordo con te, il rosso non c'era, è un po' esagerato, il giallo c'era tutto però. Destox, buonasera amico mio, anche quest'anno insieme a te nelle live. Grazie Destox, un bacione, bentornato qui. Fortissimo Osimhen non deve fare ste cazzate. Napoli fortissimo, ma Osimhen non deve fare ste cazzate, sono d'accordo con te. Osimhen giocatore forte, scusa, ma ancora giovane e per questo il suo carattere è questo, deve maturare a livello di carattere perché si innervosisce troppo facilmente. È questo che lo porta a essere ancora un giovane immaturo, deve ancora crescere sotto questo punto di vista, perché poi ha un grosso margine di potenziale perché è forte. Luigi Altarumma, tutta invidia, tu vorresti essere al posto di Pinzogio. Trina Gamer, buonasera Trina, ti ricordi di me? Certo che mi ricordo, bentornata sul canale, un bacione e forza Napoli. Francesco, buonasera, cosa ne pensi del caso Insigne? Sono fiducioso Francesco e io penso che Insigne rinnoverà con noi. Luca, ragazzi, comunque in Champions bisogna essere sportivi, tipo Juve PSG, bisogna tifare Juve, Mbappé. Bellissima questa. Zanè, sto facendo il telecronista, ho preso da mio padre che fa il telecronista degli Under 23. Grande Zanè, grande. Bravo. Claudio, cosa ne pensi di Pjanic e delle voci del mercato che lo stanno portando a Napoli? Sarei contentissimo, Claudio, nonostante fece quella cosa schifosa in Juve Inter, dove sappiamo bene che lì c'era l'espulsione di Pjanic perché con il gomito va a prendere la faccia, non mi ricordo di chi, e c'era l'espulsione di Vesino forse, se non mi sbaglio. Però è un giocatore di qualità, tralasciando quell'episodio, un giocatore con enorme qualità e ha giocato in squadre come Juventus e Barcellona, questo lo dice a lunga, la Roma. Ragazzi, chi non lo vuole al Napoli? Dai, siamo obiettivi, io lo voglio tutta la vita al Napoli, con lui il livello della squadra si alzerebbe. Luigi Altaruma, potresti salutare il mio amico Silvio Merduni? Ciao Silvio Merduni! E forza Napoli, ciao Silvio Merduni. Bel cognome comunque, Dai, su, ragazzi, lasciate like, saliamo con i like, l'iscrizione al canale è una piccola donazione a Napoliello, una birretta, una pizzetta, una mozzarella e bufala, una sfogliatella, un babà, dai, perché io sono molto, come devo essere dice, come vi posso dire, sono molto partenopeo, sono molto caratteristico di terra perché mi piace la roba napoletana e bevo l'acqua lì e mangio la mozzarella e bufale e mangio sfogliatelle e mangio i babà e mangio la pizza, sono molto così. Comunque tralasciando il cibo parliamo di calcio perché siamo qui per parlare di calcio. Eros dice oggi i tifosi della Cavese nella tribuna Dallara le hanno prese di santa ragione, dai, però non dobbiamo arrivare a questo, Eros. Però mi dispiace per la Salernitana. La Champions League la vince la Juve, no? No. Gabriel, no, ci stanno i tifosi della Salernitana. Vabbè, così. No, dai, Gabriel. La nuova maglia sembra quella della stagione 16-17, 2016-17. Comunque è stupenda la maglia del Napoli, a me mi fa impazzire. Io vado a birra, brava Giada. Trigamer TV, comunque... ma che inizio, quel rosa Osimhen non me l'aspettavo proprio, spero che il Napoli si sblocchi perché anche se ha molto possesso palla, dopo l'espulsione di Osimhen sembra che è calato. Sì, quello sì, ma perché? Perché ha paura dei contropiedi del Venezia e perché cerca di gestire e trovare gli spazi.
non si sbilancia tanto perché ha paura appunto che il Venezia possa prendere palle e possa andare di contropiede. Comunque spero che comunque il Napoli sia più compatto e sappia trovare gli spazi per poi fargli male. Eros dice perché hanno insultato e ci hanno provocato quelli del Cavese, lo so, ma finché ci sono provocazioni uno risponde con le stesse doti, cioè uno parla a provocazione e tu provochi anche te, ma non si arriva mai alle mani. Ora siamo grandi, siamo persone molto cresciute e non possiamo andare ad arrivare alle mani. Quando sei ragazzino, quando sei un bambino, succede, ma quando sei adulto no, devi cercare di evitare queste cose, dai. Devi andare a supportare la tua squadra del cuore senza far casino. Sì. Luca dice una volta che stavo tifando la Juve perché mi sono giocato la schedina l'Udinese ha pareggiato. È così Luca. Il Venezia pressa molto anche in area del Napoli, spero non siano attenti, speriamo che non siano attenti. Sono sorpreso da una cosa, Glick ex Torino sta ancora al Benevento in Serie B, pensavo che se ne andava, ormai chiamo io ancora, però comunque c'è esperienza, dai. Però se le sono cercate, mi dispiace che siete arrivati alle mani comunque. Ma comincia da zona a sbloccare, mo chiamano un cazzotto in da televisione. Mamma Carmine, stu da zona. Ma perché ha fatto l'accordo con la Serie A, con la FIGC? Mannaggia la miseria, mannaggia. Dai, si ricomincia per il secondo tempo, speriamo bene. Ciao, vi benedico tutti. Papa Francesco, ciao Papa. Benedici sta live, benedici al Napoli veramente perché qua l'espulsione di Osimhen e l'infortunio di Zelinski e l'infortunio di Demma a inizio stagione non ne possiamo più, veramente ci vuole una benedizione. Pensaci tu, Papa. ADL ha preso qualche panchinaro di lusso e ha fatto rientrare i prestiti. Ma Salernitana quest'anno 20ª, si salverà il Venezia andando 14ª secondo me. Gabriel, addirittura. Onestamente meritava di vincere la Salernitana, sono sincero. Io speravo che vinceva la Salernitana, ci speravo, però purtroppo è stata rimontata, è stato un peccato. Ma la Roma che sta facendo? Aggiornatemi. Mi aggiornate? Ah, vince 1-0, ho visto ora, vince 1-0. Dobbiamo vincere allora, ragazzi, dobbiamo vincere. Povero Osimhen merita solo il paradiso. Chi lo vince il mondiale del Qatar? È presto per dirlo, dai, nel 2022. È presto, Luca. Boh, e Benevento vince 4-2. Che difende il palla e fa salire la squadra per appoggiarsi ai centrocampisti. Secondo me Spalletti lo farà, a meno che il Napoli non trovi il gol in qualche maniera, perché giocare così è davvero difficile. Hai visto Lorenzo quanta fatica ha fatto insieme a giocare di davanti perché non è proprio il suo ruolo, e magari perdi qualcosa perché andiamo Napoli un giocatore come 1-0. Anche io sto contro la violenza, però non vado in un altro settore a provocare. No, io sto sempre nel settore del Napoli, che siano distinti o che sia curva. Gaetano, Juan Jesus e Marquis servono a rinforzare la squadra. Possono essere abbastanza buone alternative, però serve qualcosa di più concreto. Ci serviva un Emerson Palmieri, ragazzi, ci serviva come il pane. E poi Manolas deve restare, se no serve anche un altro centrale. Papa Francesco, speriamo facciamo entrare Andrea Petagna, così ci fa una bella doppietta. Ma Mertens non c'è, scusate ragazzi, ora vado a vedere un attimo, non sono sicuro perché non ho visto le posizioni. Mertens, no, è infortunato, mannaggia la miseria. Abbiamo Petagna, sì. Napoli, segui la Serie D e la Serie C, poco, ti dico la verità. Se il Napoli perde mi faccio suora e io mi faccio preso. Marco, è iniziato il secondo tempo? Ancora no, qua da zona si blocca. È iniziato, ma va in ritardo sto da zona. È iniziato il secondo tempo, si è ammonito lo Spalletti.
Era indietro a me, era. Napoli siamo sempre con te, conquista la vittoria, conquistala per noi, Ale, Napoli, Ale, lotta insieme. Io dico che se Napoli vince vado a Torino e piazzo una bomba all'Allianz. Grande, sale il Catania. Speriamo. Mi farebbe piacere. Nick, è iniziato il secondo tempo. Sì, è iniziato. Ti piacerebbe aprire a Napoli? Magari fosse a Maron, ma è impossibile, dai. Siamo obiettivi, Papa Francesco. Ok, allora vado a dopo. Bravo. Ragazzi, vi invito come sempre a lasciare un bel like per il supporto, iscrivetevi al canale qualora siete nuovi e supportatemi ragazzi perché sono del Napoli e forza Napoli, voglio vinciamo questa partita. Amico, mi sembra di aver capito che il Milan e Roma sono sulle tracce di Bakayoko e sono pure contenti, ma evidentemente non hanno seguito il Napoli l'anno scorso. Io ricordo che smadonnavi, infatti non ha fatto una grande stagione Bakayoko, a parte le 2 partite che ha giocato benino, ma non ha fatto una grande stagione. All'ottenzione non è giusto. Napoli, tu sei una cosa grande per me. Giusto. Vai ragazzi, commentiamo sta partita e poi vi commento dopo i vostri commenti. Intanto punizione per il Venezia. Spalletti lì rammaricato e ci credo, dai Spallettone. Dai Napoli, dai. Dai Napoli, dai, non fallire all'appuntamento. Napoli! Altra apertura, su Mario Rui, che può provare a salire. Cosa ne penso? Lasciamo stare la politica, dai Nicola, non ne voglio parlare. Papa Francesco, Milan e Roma vogliono Bakayoko, lo so. Vai, mannaggia, mi sei troppo lungo di Lorenzo, mannaggia. Per chi dice il ventesimo arriviamo a fine campionato. No, Gabriel, mi tengo Manolas, con tutto rispetto. Jimmy City è ottimo giocatore, ma mi tengo Manolas. Che domande fai, che domande fai, Luca? Che domande fai? È più forte Simi. Ma che stai dicendo? Il Mas si sta lasciando le scarpe, dai Gamma vince, lasci queste scarpe, dai. Sì, almeno segnasse il Mas. Mamma mia, Mario Rui. Quinto ammonito del Venezia. La rimessa di Buei, gomito sinistro con Mario Rui. Dici, Napoliele segue i video di Shaleboom, certo. A me piacciono tantissimo, è un grande anche il padre, c'è Magnam. E io invece dico c'è schiattamma a capo. Loro dicono c'è Magnam e il mio motto è schiattamma a capo. Bravo, come dice Giada, ecco, forza Napoli e schiattamma a capo. Sapete cosa significa schiattamma a capo? Gli spiaccichiamo la testa, gliela spiaccichiamo, proprio gliela schiacciamo tutta. Gli scattiamo a capo. Spam in chat, Forza Napoli, tutti Forza Napoli, vai, scrivete tutti Forza Napoli che vinciamo sta partita. ADL pretendeva che Palmieri del Chelsea, che ha appena vinto l'Europeo, si abbassasse l'ingaggio, ma a tutti lo sta facendo stu chiuso. Andrea Brucci, cosa ne pensi di Juan Jesus? Che può essere una quarta alternativa buona. Non è un campione, ovviamente, non è un grande giocatore, può essere un buon giocatore per fare il quarto difensore, ma non titolare, ovviamente. Bravi, così vi voglio, tutti Forza Napoli. Andiamo, Napoli. Mamma mia, voglio... 6 minuti, veramente 6 minuti di pochissimo gioco in questa fine di secondo. Insigne sul punto di battuta. Salgono Koulibaly, Manolas, gli altri. Sono 5 saltatori del Napoli, dare rigore avversario. Subito fuori Lobotka e Fabian, ultimo uomo Mario Rui. Parte Insigne la vai! Mannaggia.
Mamma mia, ma sono tutti chiusi dietro, su, ma che cazzo? C'hanno i pullman dietro, c'hanno un parcheggio dei pullman c'è dietro, mamma mia il Venezia. Vai Politano, vai, vai, ma crossala, passala sta cazzo di palla. Fallo, fallo di Fabiano. Siamo 0-0 al 51esimo, ragazzi, ancora 0-0. Io dico tenerista nel cuore, non ho problemi. Forza Napoli, grande, grande fratello, grande amico mio. Ragazzi, scusate se leggo pochi commenti, ma mi voglio godere un po' la partita e la commento magari. Almeno l'ascoltate anche, eh. Stiamo facendo abbastanza schifo, sì. Ciao Giovanni, benvenuto sul canale. Lascia like e iscriviti, grazie. Attenzione a Venezia, mamma mia. Vai, vai Elmas, vai in contropiede, vai Napoli. Ah, ma che cazzo, Elmas, ma che cazzo di passaggio fa? Cazzo, mamma mia. Abbiamo perso Osimhen e Zelinski in gamba, abbiamo perso la qualità. Abbiamo perso i giocatori migliori che ci potevano fare la differenza. Mannaggia, Santo Osimhen che ha fatto che l'espulsione, mannaggia, che lo fa, mannaggia. Anche se non c'era l'espulsione per me, lo ripeto. Non posso, Mardex, non posso. Ascoltala la partita. Nuovamente Ceccaroni, Insigne come vertice più alto in questo momento. Sì, è rosso, gli hanno dato il rosso a Osimhen, ma io dico che meritava secondo me il giallo, un massimo l'arancione, dai, ma non era da rosso. Vabbè, ciao Mardex. Oh! Mamma mia. Messa dal fuoco, mamma mia. Qualcosa, ragazzi, è normale che qualcosa concediamo al Venezia, perché siamo in uno in meno, però... No, dico, secondo me non era da rosso. Infatti non era da rosso, era un giallo, tendendo all'arancione, ma il rosso è esagerato. Per riuscire a continuare. Trimax 8 gol lo scorso anno, ma retrocessione con il suo club del Westerlo Tavern. In Belgio, intervento falloso da parte di Perez, calcio di direzione per il Napoli, 9:30, partita assolutamente spezzettata e la sensazione, che l'abbiamo rivista rischiata anche qui il giallo Perez, la sensazione è quella che ci raccontava Federico Sala a Fotocampo, cioè adesso ogni contrasto è una discussione, partita si sta sicuramente scaldando. Cosa ne pensi del Chievo che ha fallito? Cosa ne penso? Che non ci darà più noia in campionato, visto che in certi anni è stata la nostra bestia nera, anche se poi finendo i campionati l'abbiamo fatti male, ma comunque dispiace sempre, perché comunque quando fallisci una squadra c'è dispiacere, dai. Oh, rigore! Cazzo di rigore! Cazzo di rigore a 55esimo, vai giù! Cazzo di rigore! Caldara proprio, il neoacquisto del Venezia, la tocca di mano. Aspetta, VAR, va a controllare. Per me Osimhen è scarso di dimostrare il contrario. Pronostico una amara sconfitta per Napoli. Sì, Papa Francesco. Il Chievo Verona ha fallito. No, il Chievo di Sorre. Tagli. Vamos, vediamo che succede. Sì, Andrea Bucci. Dai, speriamo. Marco, speriamo. Poi regolare Mario Rui. Rigore, lo teneva largo il braccio comunque. Sì, poi l'ha messo un po' largo, è rigore confermato. Speriamo di aver ragione Napuriel, che ho detto che segna Insigne il primo gol. Insigne dal dischetto. Siamo al 56esimo. Napoli-Venezia. Insigne 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Arbitro a verificare che tutti siano fuori dalla linea di rigore. Parte Insigne con il... Oh, cazzo, Insigne! No, vabbè, Insigne, ha sbagliato un rigore, mannaggia, mi se... E qui Spalletti, e Spalletti stavolta per assicurare quello che aveva fatto Insigne dopo il rosso di Osimhen. Mannaggia, mi se non ci voleva. Pessima, dal dischetto. E coro dei tifosi del Napoli subito per Insigne per creare, insomma, subito... Mannaggia che l'infamo, mannaggia. Mannaggia che l'infamo, mannaggia. Ma che cazzo, ci gira tutto storto, è l'espulsione, è Zelinski che si fa male, è Insigne che sbaglia un rigore, ma che maronna, ma che veramente teniamo qualcuno che ci sta gufando, ci sta sicciando stasera. Mamma mia, quanti peste, stanno marcando proprio a peste stasera. Ah, tratta in cielo, tratta, piato un pari per ciuno, piato. 57esimo, ragazzi, manca sempre mezz'ora e il recupero, ma possiamo vincere, dai Napoli, io ci credo, dai Napoli. Dai Napoli, mannaggia però, mannaggia. Mannaggia. Mannaggia che l'infamo. Devono alzarsi i due centrali di metacampo quando palleggia la linea. Mannaggia. Se no, Lorenzo Insigne da solo fa veramente fatica a intercettare il pallone. Possesso Venezia, con Perez che manovra. Ancora c'è Caroni qualche metro dietro. Ma che maronna, che maronna. Altra giocata verticale. Quindi l'apertura. Tocco profondo a cercare Johnsen che prova a prolungare la conclusione. Mamma mia, ora attacca pure Venezia, attacca. Di prima intenzione. Insigne, mannaggia. Con la presa da parte di Meret, prova a insistere il Napoli dall'altra parte. Il lavoro di Politano che ha toccato verso Di Lorenzo, quindi lo bocca. Prova a salire il Napoli, Elmas che si propone, molto largo, lo bocca preferisce ancora le centrali, per il tocco verso Insigne, che evita la pressione di Aymans, quindi Di Lorenzo. Vai Napoli, vai! Vai Insigne, tira! Insigne va sul bacino, quindi lo bocca, orizzontalmente, ancora Fabiano, manovra prolungata del Napoli, palla verso Mario Rui che mette in mezzo a questo pallone, Elmas viene anticipato, ma non è finita, ancora Fabiano, poi si è... Ah, che cazzo! Maremma Maial, mannaggia che l'infama. 59esimo 0-0, abbiamo avuto un calcio di rigore, abbiamo sbagliato, mannaggia, l'opportunità abbiamo avuto. Mannaggia, mannaggia. Intanto ha segnato la Fiorentina che ha pareggiato con la Roma. Perché si prepara il primo doppio cambio per Spalletti che ha appena chiamato a sé sia Lozano che Unas, tra poco anche vi dirò chi esce. Secondo errore consecutivo per Insigne dal dischetto, la portata del 16 maggio contro la Fiorentina, tra l'altro nelle prime 20 esecuzioni in Serie A aveva fatto soltanto 2 errori, pratica 2 errori dei primi 20 rigori e 2 errori poi in queste ultime 2 dal dischetto. Dunque 18 su 22 la sua percentuale in questo momento. Elmas prova a salire, Perez su di lui, appoggia verso la bocca, che per un attimo si era fatto incuriosire da linea verticale, quindi era avanzato. Sì, però se pareggio come in Venezia vedo duro per questo campionato, sono d'accordo. Vai, vai Di Lorenzo! Mannaggia la miseria. Vediamo, vediamo. Ancora rigore, ragazzi, speriamo. Zitto, ragazzi, forse ancora rigore. Sì, rigore. Ancora rigore, oh. Zitto, voglio. Nata voto, nata voto. Nato rigore, voglio. Mette lo Zano, sì, come state, mette lo Zano. A quel momento di crossare hanno aperto il braccio e c'è stato il calcio di rigore. Sta per arrivare il momento di Lozano, adesso c'è Insigne sul dischetto, doveva andare ancora lui.
Ancora Insigne, ha suggerato a segnare Insigne, se no che va a fanculo. Vai Lorenzo. Pronto sul dischetto. Lorenzo Insigne. Vai Insigne. Ehi! Lorenzo Insigne 1-0 Napoli al 61esimo. Il nostro Lorenzo, il nostro capitano, il numero 24 spacca la porta sul calcio di rigore. Vai Napoli 1-0. Sì. Questo è il suo calcio di rigore. Lui 8 volte su 10 chiude sempre il tiro. Segnato con il numero 24 Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne. La fa Monk. Potente a spiazzare il portiere avversario. E qui la reazione di Spalletti che non guarda poi però. Arriva un momento in cui non ci si può portare dall'altra parte, in cui l'adrenalina ti porta a vedere quello che succede. 1-0 Napoli dunque. Con il secondo rigore nel giro di qualche minuto entra Tessman, intanto per Venezia entra anche Sigurdsson, fuori Chiordinino, fuori Di Mariano. Aggiorniamo il risultato, ragazzi. Aggiorniamo il risultato perché il Napoli vince con il gol di Lorenzo Insigne sul rigore, 62. L'ho detto che segnava Insigne, vai giù. Che va Giarit, segna Insigne. Che va Giarit. Gol, gol, godo, godo, godo. Forza Napoli. Ora il 2 voglio. L'avevo detto che segnava Insigne e chi era qui in chat l'ha sentito, l'ha ascoltato e ora voglio like a bomba proprio. Iscrizione al canale, condividete con tutto quanto. Vai, apro, vai, dammi schiatta da capo, vai. Vai Napoli, vai Insigne. Mamma mia. Dai che facciamo male, che ora si devono aprire, quelli di Venezia devono attaccare per cercare pareggio. Vai Fabiano. Mamma mia. Insigne 65 partita adesso di intensità enorme da una parte e dall'altra. Andiamo Napoli. Anche perché adesso Venezia deve cambiare marcia perché deve recuperare la partita, non si può più accontentare di stare lì. Vai giù. Lorenzo. Vamos. Perché c'è tanto da raccontare del rigore di Insigne, veramente diverse retrocede a partire dal bacio di Politano prima del rigore al suo capitano, quasi a benedire questa. Un secondo non poteva sbagliare, ha sbagliato già un rigore. Che cazzo. Tranquillo, tu non li sbaglia mai di fila. E infine vi racconto anche il 5, sentitissimo con Spalletti dopo il gol, dopo l'esultanza. Vai di Lorenzo, spingi. Giovanni. Fabiano. Vai di Lorenzo, che tu mangi. Grande. Mannaggia. Andiamo Napoli, andiamo. Attenzione alla ripartenza di Venezia. 3 contro 4. Bobotta, vai capebomb. Mamma mia. Attenzione. Lasciala. Bravo Meret, comunque sicuro, grande Meret. Io sono fiducioso in questo ragazzo, dimostrerà il suo valore in questo campionato. Grande Alex. Va Insigne, ripartenza, va Insigne. Siamo troppo sfortunati con gli infortuni, speriamo che non è niente di grave per Zelinski. Sono d'accordo, amico mio, sono d'accordo, Pascal. Vai Napoli. Ma quando sono belle in magliette, ma quando sono belle in maglierone Napoli. Napoli Ale, lotta insieme a noi, conquista la vittoria, conquistala per noi. Ale, Napoli Ale, lotta insieme a noi, conquista la vittoria, conquistala per noi. Sì, adesso sai,
ha trovato il gol, per un calciatore cambia tantissimo. Ce l'avemmo mangiamo, schiattà a capo. Vere tu, a Roma vince 2-1. L'avevo detto pure su questo. Ragazzi, vi dico di andare a dare un'occhiata ai pronostici che ho fatto. Andate a dare un'occhiata ai pronostici, mi raccomando. Il video pronostici non delude di Napuriella. Andatemi a seguire anche lì e vedete quante ne ho azzeccate. Mi raccomando, seguitelo fino in fondo, se no non vedete niente, non sapete niente, è normale. Ha messo, sì, mi sembra di sì, Lozano l'ha messo. Scusate ragazzi, controllo un attimo. Lozano. Oh! Grande Meret, tu aiuti, Iva Git che Meret è fuori. Grazie Giovanni, grazie mille. Insigne, allora. Insigne al 62. No, non è entrato ancora Lozano, è ancora in banchina. Meret è tanta roba, voglio Iva Git che è forte Meret. Io ve l'ho detto, questo ragazzo ha bisogno di fiducia e tutti ospino e c'ha da cagato un cazzo, addio Meret, che cazzo, date l'opportunità, è giovane, è nel giro della nazionale, è ovvio che non è il primo portiere, c'è Donnarumma, ma Meret è forte, voglio. No, ancora no, Rosa, ancora non l'ha messo. Ancora no. Sarò con te e tu non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore. Napoli torna campione. Aiuto, sto sfugando con passo fatto. Attenzione, oh. Fuori, oh. È uscita. Sì, è uscita, rimessa dal fondo per noi. Troppo modo sul secondo palo, Johnsen e Forte abbiamo fatto lo stesso movimento, guarda, tutti e due attaccanti sul secondo palo, per la circostanza Forte caricare Forte sul primo. Abbiamo rivisto l'occasione importante per il Venezia con il gol sul rigore Lorenzo Insigne diventa il terzo giocatore del Napoli nella storia ad aver segnato almeno un gol per 10 stagioni diverse in Serie A. Abbiamo un passo dal record di Antonio Giuliano e Mari Kamsik che sono entrambi a quota 11. Insigne si è trovato 5 gol nelle ultime 4 prime giornate di Serie A. Ultimamente non ha grandi problemi, adesso anche se oggi quel rigore da dischetto. Fate entrare Gaetano. No, in questa partita è un po' rischioso. Abbiamo un giocatore in meno e stiamo vincendo solo 1-0. Io ci vedo. Da Napoli-Juve, grande. Giovanni dice la prima giornata un sacco di rossi. Mamma mia. 2-0 Politano, magari. Speriamo solo che salta una partita Osimhen. Speriamo, speriamo. Comunque chi è nuovo vi invito come sempre a lasciare l'iscrizione al canale che non vi costa niente, è gratuito amici miei, e lasciate un pollice alto oppure basso se non vi piaccio. Comunque forza Napoli sempre, va a fare bocca. Insigne il secondo l'ha buttato dentro. Napoli 1, Venezia 0 al 70°, punizione per il Napoli, punizione per il nostro Napoli. Grande Politano, grande, che si conquista la punizione. Grande Matteo, grande. Ciao Mario, grande Mario Sarto. Ecco l'ingresso di Lozano. Lozano penso esce Politano. O Lobotka, vedo Lobotka? No, Politano. Applausi per Matteo Politano che si è impegnato in questa partita come sempre, perché Politano non è lui se non suda la maglia, tutte le partite suda la maglia, grande Politano. Ecco Gaetano, l'ingresso di Gaetano al posto di Lobotka? No, Gaetano al posto di Fabiano. Gaetano al posto di Fabian e Lozano al posto di Politano. Vamos Napoli, vai Napoli. Vediamo il giovane Gaetano che fa qualcosa. Facci un gol, Gaetano, facci un gol. Gli danno 2 giornate, così salta anche la Juve, sono sicuro. Ma spero di no, speriamo che no, dai.
Venezia reagisce, ma speriamo di no. In Serie A per lui. Possesso Napoli con Manolas che Maradona il pallone, la pressione di Forte, quindi la porta verso Koulibaly. Vai Napoli, vai! Vai Napoli, vai! Koulibaly. Vai Lozano, vai Ciucchi. Insigne, vai Ciucchi. Elmas. Mamma mia che gol! Elmas! 2-0 Napoli! 2-0 Napoli e Ciucchi entra, si fa vedere con i suoi tiri, prende palla, Elmas è lì e la spingeremo. 2-0 Napoli. Vai, vai. Mas, Elmas, Elmas. Vai, Guagiù, vai. Vai. Che cazzo. Sì. Questo e poi ovviamente una giocata verticale Insigne, poi sulla copertura che era stata efficace da parte di Ceccaroni perché è stato bravo nell'anticipare e nello spostare il pallone sull'esterno. Napoli, lotta insieme a noi. Na 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 na. E poi provoca questa reazione. Sai, quando fai tutte le cose fatte bene, perché anche il Venezia con l'Inter si è bene. Grande Elfis e Mas. Grande. Però dopo nel pari ha fatto Elmas bravo a controllare la palla, portarsela dentro e trovare questa chiusura sul primo palo. Perché ci si commuove anche, avete visto, insomma, calcio è emozione. Emozione, Guagiù, emozione. Ed emozione senza fine. Sia pure non a pieno regime. Il piacere del gioco resta enorme, il piacere di viverlo. Andiamo Napoli. Attenzione col VAR, sta verificando qualcosa. Oh. Mo pure VAR. Tutto ok, 2-0. E anche in 10, e anche in 10. Arbitro, e anche in 10. Questo è per te, arbitro. Godo come un riccio, come dice Guaglione, godo. Che sia benedetto Memphis Depay, grande francese, Memphis Depay. Ora si gode per la Juve che ha pareggiato e poi Napoli specialmente a Fammu. 2-0, 2-0. Mamma, sono uscito pazzo, mamma. Non c'è c'è nessuno, voglio, siamo troppo forti. Diversi in campo, basta anche se fai la partita perfetta. Grande Napoli, anche Capebomba, Gigione, Robot che ha giocato buono oggi, guarda, si è piata la punizione. Mamma mia, Carmine, che Capebomba. Sì, una bomba proprio, sì, una Capebomba, sì. Ancora non è finita, giusto lui? 2-0, vai con la festa Giulio, vai con la festa, vai, un altro gol vogliamo il 3-0, in uno in meno, arbitro, tieni arbitro, che se è per te, a sfugliatelle o babà. Carmine, mamma. Troppo forte il Mas, può diventare un grande giocatore, speriamo, dai. Spalletto, vinciamo qualcosa, dai, Spalletto. Papa Francesco Lobotka tiene una batacca in capo. Wow, mi pare una buatte fa su Lobotka, ma che tiene la capa a buatte. Tiene la percoca in capo. Vogliamo il 3-0, vogliamo. Ma quanti ammoniti a Venezia? Mamma mia, veramente, non ha poco tutta la squadra. Vogliamo il gol di Manolas, Las. Vai Manolas. Primo gol tuo. Grande Napoli. Gol e permanenza di Manolas, perché è fondamentale. 7 gialle, la faccio tu, cazzo.
a poco tutta la squadra, va Gitti, 7 su 11. Di Lorenzo. Verticalmente Lozano, la copertura, l'ennesimo tocco verso Mentà, quindi Svoboda che prova a mettere un po' d'ordine. Adesso lui che fa l'esterno di difesa, Caldara che fa il centrale vicino a Ceccarone. Altra apertura, possibilità per l'uno contro uno con Gaetano che deve andare a coprire, alla fine tocca il pallone da Bocca. Altra apertura, altro cross, secondo palo, cercare l'inserimento da parte di Galassi. Tutto buono per l'arbitro, quasi la deviazione di Elma, sarà calcio d'angolo, le proteste del giocatore Napoli con il fallo di Galassi, è entrato qualche istante fa, assieme a Dezzi, rispettivamente al posto di Perez e Aymans. Calcio d'angolo del Venezia, 77 minuti. Pronto sul punto di vantaggio di questa corner, la mordita col destro, Fallo su Meret, tu. Fallo su Meret. Siamo al 78esimo, ragazzo, ormai è 2-0 per il nostro Napoli. Comunque è bella la maglia che c'ha Meret, eh? Mariano, ciao, buonasera e benvenuto sul canale. Forza Napoli, sempre Forza Napoli. Già, ti salutano tutti quanti, si famoso ormai. Hanno 7 gialli e non prendono il rossa, faccio veramente. Noi invece subito. La Roma 3-1. Benzame mucho, you care. Benzame meglio da ves. Ale Napoli, ale. Ale Napoli, ale. Strong. Pure Bari. Benvenuto comunque. Speriamo vieni in al Bari, dai, è una squadra del sud, mi farebbe piacere. Marco dice la partita finirà a 10 contro 9. Anche sta gufando. Luigi Del Bono, iscritto, grazie mille fratello, grazie mille. Forza Napoli. Giulio, siamo uno in meno, li abbiamo pure superati. Vai. Bella, vai al Mas. Mamma mia, che gioca. Si è perso un po'. 3-0 li rimandiamo in laguna. Chi ha segnato della Roma tutti e 3 i gol? Aspetta, ora ve lo dico subito. Chi ha segnato della Roma? Della Roma ha segnato Mkhitaryan, Veretù, doppietta di Veretù, ancora Veretù. Luigi, grazie. Oh! Venezia vicino al gol, Fonte. Mamma mia. Elmas gran giocatore. Sta crescendo. Patri e Sayan, ciao Patri Sayan e grazie mille per l'iscrizione. Forza Napoli. Maron. Sei un grande, Patri Sayan, sei un grande. Giovanni Musolini è troppo forte Koulibaly, ma anche cane. Oggi non hanno fatto passare niente, nemmeno i Muschil, pure in un in main, nemmeno un gol abbiamo subito. Voglio, questo è importante, Koulibaly, ma anche Manolas ci metto, che ha fatto una grande partita, là dietro. Facciamo un altro gol, un altro ne vogliamo, Mariano, grande, un altro. Di niente, Rosa, grande Rosa. Andiamo Napoli. Lozano ogni tanto che fa lettina, va bene così, dai. Lorenzo lascia addormentare a disposizione per il Napoli, ma mancano 9 minuti per recupero al termine della gara. C'è il doppio vantaggio. Insidia sul rigore dopo aver sbagliato il primo ed Elmas per il raddoppio. Il
rivelazione Lozano, Insigne Sì, sono d'accordo. Oh Vincenzo, grazie mille fratello e forza Napoli, grazie mille per l'iscrizione. Un ass da tenere, assolutamente, sono d'accordo. Ci fa bene tenere qualche giocatore talentuoso in più, perché la rosa più lunga l'hai e meglio è, perché visto gli infortuni, ha visto Zielinski e Demme, deve avere qualche giocatore in più in banchina. Napoli, io con la campanellina, ma la sono messa nel collo per fare mucca, per fare bubu, grande bubu. Riparliamoci tutti che nostro. Ripiamoci tutti quelli che è nostro, giusto, padre Saian, giusto. Questa è zona nostra, hai capito? Questa è zona nostra, è Napoli, vattene a casa, va. Ci vuole il terzo, gol. Che ha segnato ancora? Per chi Giovanni, ma già aspetto le critiche solo con i rigori segnati. Tanto è così, criticano subito a Insigne, ma chi critica Insigne è il capitano. Insigne anche oggi ci ha messo l'anima, nonostante il rinnovo ancora non c'è stato, ancora non è stato rinnovato il suo contratto e ci ha messo l'anima in campo il capitano. Grazie Giadina, la moderatrice. Grazie Giadina, supporta sempre il canale. La dovremmo fare una statua a Giadina, una statua per Già. Giulio dice vogliamo il terzo gol, giusto. Alfredo Rossi, grazie mille fratello mio, un bacione e forza Napoli, grazie per l'iscrizione. Che bel giocatore Did. Barella, sì, è forte, bel giocatore. Sì, Petagna ci vuole in campo, dai. Petagna gli farei fare questi ultimi minuti, siete d'accordo ragazzi? Glieli farei fare. Napu è entrato ho un ass, ora vedo, perché sto perdendo un po' con i commenti. No, è entrato Gaetano, Lozano e basta. Ma ancora nessuno. Io ho sentito che forse entrerà Petagna, ma non penso un ass. Se un grande è sempre forza Juve. Grazie Giuseppe, grazie mille. Moon non lo sto a vedere. Napoliele, grazie, troppo gentile, ti voglio bene, di niente, ti voglio bene anch'io Giada. Grazie a te. Mi sono iscritto, grazie mille Federica, un bacione e forza Napoli, grazie mille, grazie di voi. Giuseppe Ferlito, scusami, a Mario Rui al Fanta magari segna, mamma mia, magari. Insigne, applausi per Insigne, esce Lorenzo all'84esimo ed entra il Petagnuma. Grande Lorenzo. Ule, Lore, ule, Lore. Grande Insigne. E se il Napoli vince stasera, in rissa in città. Adesso, amico, secondo te è più forte Tommy Osimhen, visto che sono simili, alti e veloci e potenti? Osimhen, secondo me. Giuseppe, la Juventus ha pareggiato e si gode. Musolino, preferisci Chiesa o Insigne? Alla pari, dai, alla pari, sono tutte e due forti, però è ovvio che io preferisco Insigne perché sono del Napoli, ma alla pari, sono alla pari secondo me. Bro, ma a me non si vede né da zone, sei bloccato e penso di sì, avrai problemi di linea, sicuro. Oh, lo Botka al tiro, vai giù, lo Botka vicino al gol, capo e bomba. Grande Lore. Mi chiamano Gennaro. Allora sì, come a Jenny Savastano, frate. Tommy Abram è un bel giocatore. Abram è da vedere, però. Attualmente preferisco Osimhen, poi vediamo Abram che fa in Serie A. Per me è più forte Insigne. Anch'io mi tengo Insigne. Io mi tengo tutta la vita Insigne. Se stasera il Napoli vince, rissa con l'arbitro, buffami pack. Non c'entra che sono napoletano. Juan, forza Napoli. Altro giro palla, nella zona dove possa dire Ceccarone.
nuovamente Desi, che va verticale, cerca il taglio, era una buona idea, verso Galazzi che ha fatto il massimo possibile. Sì, è una gran palla, ragazzi, bravo da entrare in profondità, però Elmas vede che è arrivato in chiusura, o chi stava arrivando in chiusura, quindi c'era Elmas che ha fatto questa diagonale lunga. Vogliamo il gol di KK. Preferisci Gerard Moreno o Bonucci? Ma non lo so, perché Bonucci è forte, sempre Bonucci perché conosce il campionato italiano rispetto a Gerard Moreno. Ma poi Gerard Moreno non è attaccante, scusami, che cosa c'è? La gestione fino a un certo punto della gara per il Venezia è stata assolutamente virtuosa. Ma guarda, conoscendo il mister Zanetti è soddisfatto della prestazione perché sapeva di venire a giocare una gara molto molto difficile, però secondo me il Venezia si è comportato bene, ha tenuto le giuste distanze, poi come abbiamo detto anche prima le qualità sono estremamente diverse che questo tipo. La poi sentiremo ovviamente con Federico Sara, con Federica Zille, con Ciro Ferrara. Ciao Luca Partenopeo, ciao Fratimo. Abbiamo vinto. Arriva allo Bocca che può gestirlo, Elmas, 88esimo in corso, un po' di pressione su di lui. Vai Elmas, vai. Grande partita di Elmas. Con la sua velocità, ci sono Petagna e Lozano. Ma Precisa per Petagna che non è particolarmente reattivo qui. Sensi però a farli salire che esperienza. che fa il massimo possibile, riesce a metterci il piede. Certo che serve. Io prenderei Pjanic tutta la vita. Ci mette il taglio fuori, ci mette il colpo di tacco, si prende gli applausi. Preferisci Musso? Che c'è Musso, Riccardo? Queste domande Papa Francesco veramente sono forti. Palla in out, 100 secondi e poi recupero. Somoda. Cercherò. Si è aperto Molinari. La pressione su di lui da parte di Lozano, quindi il tocco verso Desi. Bravo, serve anche un terzino sinistro, bravo, al posto di Mario Rui, sono d'accordo, Giova. Preferisci KK o Delict? KK. Scusa per questa domanda, ma Utira a giro di Chiesa 6 luglio o Utira a giro di Insigne? Io Insigne. È più bello quello di Insigne, è giusto. Già ti ho visto Insigne, eh? Stasera tutti un aperitivo, subito. Federica sei un grande, grazie Federica. Grazie mille. Preferisci Edinson Cavani o Rashford? Cavani. È ovvio che Rashford è giovane, ha margini di crescita e può diventare un grande giocatore. Grande Manolas, mamma mia. Koulibaly è un muro difensivo, a canso pass. Grande KK. Io vorrei come acquisto la Sminu Zaccagni che Alberone, sprecato. Anche a me piace Zaccagni, lo prenderei. Insigne del Mas. Insigne del Mas hanno segnato. Insigne e sarà un grande campione. Abbiamo vinto. Io come mediano prenderei Yusuf, quello lì del Saint-Étienne, sentito, che il Napoli già c'è sulle tracce. Che poi ci sono tanti giocatori a parametro zero molto forti. Mi chiedo perché quel ciuccia di De Laurentiis non compra nessuno. Ce lo chiediamo in tanti questo. Più 3 minuti di recupero, ho visto anche io ora 3 minuti. Intanto c'è Petagnone lì che aspetta il pallone. Andiamo Petagnone.
attenzione, come che sta a allontanare, si fa col mancino. Sarò con te e tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione. Secondo te Cagliari retrocede? No, per me no, I'm Inter. Petagna l'anno scorso ha fatto bene. Sì, ha fatto bene perché ricordiamoci che intanto hanno inquadrato Juan Jesus, Insigne e Ospina vicini, muro di acciaio, Koulibaly, Manolas. Stavamo dicendo Petagna l'anno scorso ha fatto bene, sì, perché ha saputo prendere l'eredità di un Osimhen che è mancato per tanto tempo e comunque ha segnato almeno 5-6 gol, ha fatto bene secondo me. Secondo te a Napoli serve un terzino sinistro? Assolutamente sì. Petagnone faccio un pippone, olè. Muro d'acciaio, KK, ok. Sarò con te, ma tu non devi mollare. Napoli torna campione. No, sono positivo, dai, siamo positivi, voglio. Ma tu non devi mollare. Napoli torna campione. È finita così, 2-0 per il Napoli, va Pambu. È la prima, l'abbiamo vinta, ragazzi. È finita, è finita. 2-0, ragazzi, 2-0. Vi ringrazio mille, ringrazio a tutti quelli che hanno passato la serata assieme a me sul canale e per l'iscrizione al canale e per il like. Vi aspetto per il post partita di Napoli-Venezia. Ci vediamo la settimana prossima per Genoa-Napoli, seconda di campionato in live. Vi aspetto ancora, grazie a tutti ragazzi. Buonanotte e come sempre, forza Napoli, buonanotte, buonanotte.